Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Il Veneto in diretta. In questo numero, Monia Meneghini incontra Stefania Fochesato, responsabile grandi eventi per la Fondazione Città della Speranza. Vincenzo Gottardo intervista Michele Domeneghetti, sindaco di Corbola, comune della provincia di Rovigo, nell'area del Delta del Po. Marco Ferraro ospita Andrea Alba, titolare di Vega Cars. Ma ora spazio a Mauro Della Valle che incontra Antonio Santocono, presidente della Camera di Commercio di Padova. Ben ritrovati a questa puntata di Veneto Economia. Oggi abbiamo ospite Antonio Santocono, che è presidente della Camera di Commercio di Padova, nonché di Union Camere. Presidente, iniziamo da Padova. Una provincia che è sempre stata molto forte nel settore terziario e dei servizi rispetto ad altre più legate alla manifattura come Treviso e Vicenza. Le chiedo se questa è una caratteristica intanto che è esistente ancora oggi, ma soprattutto se siete così forti nel terziario, questo può essere anche un elemento molto positivo in questo momento storico, per quanto riguarda l'innovazione naturalmente. Beh, senza dubbio Padova è sempre stata da questo punto di vista la città del terziario, anche perché ci sono state tutta una serie di iniziative negli anni 70 che hanno fatto sì che ci fosse questo tipo di trasformazione. Cito una per tutte, da parte della Camera di Commercio di Padova di allora, la nascita del CERVED, la nascita di Engineering, delle realtà che attualmente sono le più importanti a livello, la prima internazionale e adesso nazionale. Ma questo ha fatto nascere un mondo di imprese che nell'information technology hanno lavorato e si sono sviluppate in maniera molto forte. Pensiamo che diciamo quasi 12 miliardi di euro questa provincia è quello che produce per quanto riguarda l'information technology. Quindi è importante perché è stata l'area che ha sofferto meno le conseguenze per esempio del Covid, perché durante il periodo del Covid c'è stata una grande attenzione nei confronti dell'information technology, basti pensare allo smart working, basti pensare... Attenzione e sviluppo. Esattamente, certo. Quindi da questo punto di vista le aziende hanno avuto meno problematiche e anche perché potendo lavorare in maniera remota non avevano nessun tipo di difficoltà a relazionarsi con i clienti e poi hanno fatto partire tutta una serie di progetti innovativi molto importanti che poi hanno avuto una ricaduta sul territorio ma anche a livello nazionale e internazionale. Ecco, questo già dà un po' risposta alla domanda che le sto per fare. In passato, specialmente dagli imprenditori, le Camere di Commercio erano viste un po' come un'azienda pubblica a cui bisognava dare un ente pubblico a cui bisognava dare un obolo, però dopo magari si riceveva qualche contributo a pioggia. Le cose sono naturalmente molto cambiate, adesso si va avanti solamente per progetti, si va avanti per bandi specifici, soprattutto europei. È così. È così anche io, grazie per questa domanda, perché in realtà c'è sempre stata questa visione che ormai per fortuna è cambiata e direi dal Covid in poi che la Camera di Commercio sia un'istituzione a tutti gli effetti fine a se stessa, che non eroga servizi e che incassa questa specie di obolo che le industrie e le imprese del territorio devono mettere. Però stiamo parlando nel nostro territorio di 115.000 aziende, di cui 107.000 operative. Ecco, queste non sanno, molte di loro non sanno, ma adesso nel tempo è cresciuta invece questa consapevolezza che adesso i fondi derivati dal contributo camerale vengono reinvestiti sul territorio fino all'80%, cioè quindi quello che noi incassiamo al 20% lo teniamo per il costo della struttura, ma il resto lo investiamo anche usando non soltanto l'obolo, come l'ha chiamato lei, dell'imprenditore, ma anche utilizzando i ricavi di investimenti che nel tempo le Camere di Commercio di Padova e altre Camere hanno fatto e che poi vengono rimessi sul territorio. E giustamente non sono soltanto oboli, in realtà sono adesso solo bandi, si fanno bandi, chi partecipa a questi bandi, se ha i requisiti può ottenere dei finanziamenti, se non ha i requisiti dovrà ripresentarsi l'anno dopo e così via. Ecco, abbiamo parlato, e lei ha parlato in particolare di imprese, però in realtà Camera di Commercio è molto di più, no? È rapporti con la città, rapporti con la provincia, rapporti con l'università, rapporti con le scuole. Ecco, proprio in questo senso voi avete lanciato recentemente un'edizione zero del Talent Week. Di cosa si tratta e soprattutto come è andata? Sì, è vero che noi siamo un partner del comune, della provincia, dell'università per molti temi, perché non facciamo soltanto
diciamo distribuzione di fondi nei bandi e quant'altro e negli appalti, ma in realtà noi finanziamo progetti di studio, progetti di ricerca. Questo Talent Week di cui lei ha parlato non è che altro che un progetto per migliorare l'attrattività del territorio nei confronti dei giovani. Noi abbiamo visto, ad esempio, i dati dell'università ci dicono, ad esempio, che quasi il 16% dei giovani che si laureano vanno a lavorare in Emilia-Romagna e in Lombardia e non restano nel territorio. Questa è una perdita per il nostro territorio, perché da un lato si investe su persone che poi vanno a lavorare su altri territori. Ma non è solo così che all'estero spesso diventa molto produttivo, diventa leader nel proprio settore e non ha nessuna voglia di ritornare nella nostra regione. Quindi noi dobbiamo creare dei progetti per far sì che il territorio sia attrattivo, per cui i giovani crescono, studiano, si laureano e rimangono nel territorio invece che andare altrove, e quindi a tutti gli effetti valorizzano quello che è la forza di questa regione. Le faccio un'ultima domanda secca come risposta. Oggi siamo alla ripresa dell'attività produttiva. Uno sguardo, glielo chiedo questo come presidente di Union Camere, a cosa ci aspetta di qui almeno a fine anno e agli inizi del prossimo? Di qui al primo anno ci sono le ansie della geopolitica che ormai conosciamo tutti, ormai nasce una guerra ogni mese nel nostro mondo, non è soltanto l'Ucraina ma è anche Israele, Gaza e compagnia bella. E ovviamente questo diventa un problema per l'imprenditore, perché aggiunto questo problema a quello della carenza di risorse energetiche, a quello dell'inflazione, a quello dei dazi, eccetera, diventa una difficoltà nella programmazione del proprio futuro. Però noi abbiamo delle statistiche che a tutt'oggi ci dicono che il 46% degli imprenditori della nostra regione ritengono che si possa ancora crescere. Un altro 16% ritiene che tutto rimanga stazionario, il resto invece pensa che ci sarà una flessione. Quindi la maggioranza delle imprese della nostra regione ritiene che il futuro c'è ancora per la nostra terra e per la crescita delle imprese. E allora con questo sguardo al futuro, che in realtà è già oggi un po' più ottimistico rispetto a quanto è venuto fino ad oggi, vi salutiamo, vi ringraziamo soprattutto il Presidente Santocono per la sua presenza. Grazie a Mauro Della Valle, linea ora a Monia Meneghini che incontra Stefania Fochesato, responsabile grandi eventi per la Fondazione Città della Speranza. Ben ritrovati a Veneto in diretta e in questo spazio dedicato al sociale. Oggi abbiamo ospite Stefania Fochesato, consigliere onorario della Fondazione Città della Speranza, già presidente e oggi referente per le relazioni esterne. Buongiorno, ben ritrovata Stefania. Buongiorno a tutti. Fondazione Città della Speranza ci ha consegnato un bilancio sociale per il 2024, una pubblicazione significativa che rappresenta tutto l'impegno della Fondazione Città della Speranza. Questo bilancio racchiude l'impegno di tante persone, di tanti volontari, ma soprattutto di chi crede nella ricerca e di chi crede che sostenendo la ricerca può dare un futuro a tanti bambini che purtroppo soffrono per patologie magari importanti, ma anche a tanti ricercatori che stiamo sostenendo qui in Italia e purtroppo siamo abituati a sentire che scappano all'estero. Noi addirittura stiamo aumentando il numero presso il nostro istituto di chi lavora proprio in ambito pediatrico. Proprio nel bilancio sociale ci sono delle parole chiave molto interessanti: trasparenza, determinazione, valori. Ti lancio questi termini. Questi sono, la trasparenza è quella che ha fatto crescere la Fondazione Città della Speranza. Ad ogni iniziativa corrisponde una ricevuta, corrisponde la donazione, corrisponde la possibilità di tracciare anche una piccola donazione rilasciata 10 anni fa, 5 anni fa. Si può vedere come sono stati spesi i soldi, quanto e come sono stati, direi meglio ancora, investiti. Questa è proprio la trasparenza e la chiarezza che si può leggere in questo bilancio. L'impegno è quello proprio legato alla possibilità che abbiamo già visto nel tempo di far aumentare i tassi di guarigione, di vedere sempre più bambini guarire, e che è l'impegno che porteremo sicuramente avanti fino a che ci sarà qualcuno che ha bisogno di cure. Speriamo che presto i numeri siano pari a zero, come ci ha detto anche in un'altra intervista il Presidente.
Cittadellasperanza.org è il sito di riferimento dove si trovano tutte queste informazioni. Stefania, voi avete in programma anche un grande evento per settembre, la staffetta. Allora, ricordiamoci che questo è l'anno del Giubileo della Speranza e il nostro motto è sempre stato quello: dare speranza a chi magari soprattutto un tempo non l'aveva, ma oggi sta diventando anche certezza, la certezza di guarigione, ma proprio per un po' forse parlare del nostro impegno, un po' per ringraziare del percorso fatto. Ci stiamo preparando con partenza il 26 settembre da Padova con 50 consiglieri, volontari o guariti, per arrivare a Roma il 27 settembre e noi auspichiamo di incontrare il Santo Padre, ma abbiamo già incontrato e fissato, possiamo dire, l'incontro con il Monsignor Parolin, che è venuto anche a trovarci in istituto di ricerca proprio per toccare con mano e conoscere i nostri laboratori. Questo incontro però è anche preceduto da questa staffetta legata sempre all'Arma dei Carabinieri, un evento che abbiamo ormai costruito negli anni e che ogni anno aumenta, cresce, ma anche proprio per impegno e solidarietà, che partirà da Padova. Quindi gli atleti dell'Arma ogni giorno faranno un percorso per raggiungere varie città, per appunto poi concludersi la mattina del sabato 27 settembre a Roma, dove tutti ci riuniamo con, come appunto detto, volontari, consiglieri, proprio per questo grande incontro che per noi è importante, sta a segnare un obiettivo su quale stiamo lavorando molto. Un importante obiettivo che viene raggiunto un po' alla volta. Volontari, un'altra parola chiave, delle figure fondamentali. Questo è il periodo anche del 5 per 1000, leghiamo un po' questi due impegni. Allora, il 5 per 1000 è diventato veramente una voce importantissima nella raccolta fondi della fondazione, perché pensiamo che la precedente dichiarazione redditi era 70.000 e qualcosa in più le firme di scelta del 5 per 1000 a favore di Città della Speranza. Quest'anno sono state 71.200. La cifra totale è un pochino più bassa perché purtroppo il governo ha messo un tetto alla ripartizione del 5 per 1000, ma in realtà siamo cresciuti, quindi il risultato anche questo è importante, 2.360.000 euro, che portano veramente a poter sostenere tanti ricercatori. Ricordiamo che ogni 1.500 firme noi riusciamo a pagare un ricercatore per un intero anno. Significa aumentare i risultati in termini di guarigioni. Ecco, tutte le informazioni le trovate nel sito e nel bilancio sociale. Grazie alla nostra ospite Stefania Fochesato di essere stata qui con noi a Veneto in diretta. Grazie a voi per il sostegno. Cittadellasperanza.org, il sito di riferimento. L'appuntamento è per la prossima puntata. Michele Domeneghetti è il sindaco di Corbola, comune della provincia di Rovigo, nell'area del Delta del Po. Lo ha incontrato per noi Vincenzo Gottardo. Benvenuti a Il Veneto in diretta, oggi una nuova rubrica di primi cittadini del turismo. Sono in compagnia di un nuovo sindaco di quel territorio affascinante che stiamo scoprendo di puntata in puntata, che è il Parco del Delta del Po. Oggi ci troviamo a Corbola e vi presento il suo sindaco, il sindaco Michele Domeneghetti. Sindaco, benvenuto. Buongiorno a tutti voi. Sindaco, benvenuto nella nostra rubrica che è appunto Primi cittadini del turismo, e parliamo di territori, parliamo di comunità, parliamo dei comuni amministrati da primi cittadini, che nel suo caso una storia lunga. Sindaco, lei è al terzo mandato, quindi un bagaglio di conoscenze ma anche di esperienze per un territorio che ha bisogno di primi cittadini esperti. Sì, è capitata questa terza occasione. Fondamentalmente il gruppo si è mantenuto tale, abbiamo avuto degli innesti nuovi, ma fondamentalmente il gruppo si è mantenuto come nella prima edizione. L'entusiasmo c'è ancora, ci sono nuove sfide, ci sono dei nuovi progetti sia nel cassetto sia avviati che abbiamo voluto portare a termine, e quindi le condizioni tutto sommato hanno portato
tranquillamente anche a questo terzo mandato, che non è facile, non è facile sia per la capacità di sopportazione dei nostri concittadini, perché in qualche maniera si possono anche stancare, ma come dicevo prima, siamo riusciti a rinnovarci e a creare questo elemento di innovazione. Sindaco, una conferma importante, ma in una recente intervista ho sentito che lei affrontava un tema che è caro a noi per i territori, soprattutto per quei comuni più piccoli, con popolazione, con numeri non elevati, ed è il caso proprio del comune di Corbola. Ho sentito che lei parla di una fusione, di una possibile fusione di un comune con Termine, ma la distanza con questo comune con Termine non sarebbe tanta in termini chilometrici, se non che vi divide un fiume, un corso d'acqua. E che fiume? Ce ne vuole parlare, Sindaco? Sì, tutto è partito quasi per gioco. Con il collega del comune di Papozze, con il quale insomma ci siamo scambiati alcune riflessioni legate alla cultura, alla nostra provenienza, alla storia di queste terre. Noi siamo le tre Corbole, no? Che ci ha diviso il Po anticamente, ancora nel 1152. E quindi in un qualche maniera questo è un nostro retaggio. C'è il dialetto che ci unisce, ci sono storie che condividiamo, la Repubblica della Bosgattia di Luigi Salvini, ci sono delle tradizioni, c'è un uguale ricordo di mestieri e di usanze. Quindi siamo molto legati culturalmente. C'è questo limite, c'è questo ostacolo che è il Po, che anticamente non era assolutamente un ostacolo, oggi lo è per questioni di cambiamento di mobilità, ma che con questa volontà di unire ancora una volta questi territori, vorremmo che diventasse il nostro trattino di unione e vorremmo farlo turisticamente parlando. Grazie Sindaco, noi purtroppo siamo arrivati al termine della nostra rubrica, ma la inviteremo ancora perché questa storia di un corso d'acqua che divide ma che è oggetto unificatore ci interessa molto, soprattutto in prospettiva di sviluppo sostenibile e di turismo fluviale. Grazie al Sindaco del Comune di Torbola, Michele Domeneghetti, grazie agli ascoltatori, arrivederci alla prossima puntata. Grazie a tutti voi. Grazie dunque a Michele Domeneghetti, sindaco di Corbola, comune della provincia di Rovigo, nell'area del Delta del Po, e a Vincenzo Gottardo. Spazio ora alla rubrica Lavoro in corso, dove Marco Ferraro ospita Andrea Alba, titolare di Vega Cars. Benvenuti a tutti a Lavoro in Corso, la consueta rubrica di Veneto in diretta per fare uno sguardo su quelle che sono le figure potenziali di candidatura agli ospiti che vengono qui a trovarci. Oggi diamo il benvenuto ad Alba Andrea, titolare di Vega Cars. Ben arrivato Andrea. Grazie, buongiorno a tutti. Facciamo questo gioco insieme Andrea, si presenti a primo acchitto, come si descriverebbe alle nostre telecamere? Allora, io sono Alba Andrea, titolare della Vega Cars Spinea, è un'azienda che tratta il commercio di automobili, camper e biciclette, nello specifico un e-bike store. Certo, allora entriamo proprio nel vivo del nostro bell'incontro. Figure per l'assunzione, o meglio, quali sono quelle singolarità che potrebbero essere utili funzionalmente alla vostra realtà? Per quanto riguarda le assunzioni, essendo un'attività commerciale, le figure che ricerchiamo sono prettamente commerciali, quindi venditori, trattasi poi di camper o biciclette o d'auto, e qualche figura logistica per i vari spostamenti, le attività che si svolgono regolarmente in un concessionario. Certo, una preparazione d'anticipo, Andrea, mi permetto, è possibile che i candidati possano arrivare già preparati o possono concedersi una sorta di fase propedeutica all'inserimento con Vega Cars? Assolutamente, noi cerchiamo, le figure che cerchiamo sono entrambe, vuoi perché la figura con l'esperienza ci serva per partire già con l'attività,
ma cerchiamo anche le figure da inserire all'interno dell'azienda perché abbiano il tempo classico dell'apprendistato, diciamo. Certo. Certo, da un punto di vista però del vostro mosaico, perché ben nutrito non si può anche dare un bello sguardo a quelli che sono i vostri clienti. C'è un profilo ben preciso di chi si orienta a voi per i vostri servizi o meno anche per i vostri prodotti? Allora, generalmente chi si orienta a noi è gente già inserita nel settore. Le persone più giovani, quelle un po' più ambiziose, che amano il mercato commerciale o pensano di potersi inserire all'interno del mercato commerciale, sono le persone che dove riceviamo maggiore richiesta, maggiori curriculum. Certo. Comunque noi li valutiamo tutti indistintamente e accettiamo di buon grado anche le persone, insomma, i neolaureati o i neodiplomati. Certo, certo. Anche è giusto dare una sorta di forma di qualità a quella qualità che è già presente dei vostri servizi. Quali sono, a suo dire, Andrea, i servizi di punta di VegaCars? Il servizio di punta è innanzitutto il fatto di aver diviso l'azienda e di aver allargato l'offerta commerciale anche ai camper, alle biciclette, all'auto. Diamo la possibilità al cliente che possa ricercare un camper, che abbia una permuta di un'auto, che abbia una permuta di una bicicletta. Cioè, abbiamo ampliato questa attività commerciale per soddisfare il cliente, non a 360 gradi, perché non lo si può fare, ma il più possibile per dare questo tipo di possibilità. Certo, possibilità che vengono anche garantite ovviamente, mi permetto Andrea, con la qualità e con la professionalità del vostro personale interno. Cosa direbbe ai nostri microfoni appunto come descrizione di chi lavora per voi già adesso? Allora, la qualità è sempre stata alla base della nostra attività. Noi partiamo dal concetto di qualità perché pensiamo che possa fare la differenza in un mercato molto aggressivo e molto concorrenziale di oggi. Quindi in tutta la nostra area commerciale è preparata per questo ed è formata regolarmente in base agli standard che poi cambiano completamente ogni anno in anno. Certo. Allora, ultima domanda prima di salutarci, Andrea, ma gliela faccio così proprio diretta. Cosa significa per lei, cosa potrebbe significare per lei un cliente di VegaCars soddisfatto? Per noi è tutta, la qualità è ciò che ricerchiamo e la soddisfazione del cliente è ciò che ci appaga di più. Lo dimostrano gli attestati di merito che regolarmente riceviamo dagli enti o dalle aziende con cui collaboriamo. Certo. Andrea, grazie per la sua collaborazione. La ringrazio, grazie a tutti. Per il momento è tutto, lavoro in corso, ci possiamo salutare e ci vediamo al prossimo appuntamento. Grazie a tutti, buona giornata. Grazie dunque a tutti i nostri ospiti. Per il Veneto in diretta, l'appuntamento è rimandato alla prossima settimana.